I fratelli Manzone, Leonardo, Antonio e Giuseppe presentano un esposto alla Procura della Repubblica di Agrigento e in particolare al PM Giulio Andreoli per rappresentare una situazione paradossale. Denunciano l'istituzione di un parcheggio a pagamento in località Bovo Marina, frazione balneare di Montallegro. Si tratta di un'area sequestrata preventivamente d'urgenza lo scorso anno a seguito di un'indagine penale avviata dalla stessa Procura. L'inchiesta contesta l'occupazione abusiva di terreno appartenente al demanio e riguarda i fratelli Manzone ed altri 9 indagati. I Manzone hanno più volte rappresentato in loro difesa di essere, almeno fino a prova contraria, proprietari di una porzione di quell'area, che per la Procura è invece demaniale e non doveva essere utilizzata come posteggio. Ma ciò che veniva contestato lo scorso anno ai fratelli Manzone viene invece reso possibile con un'ordinanza del sindaco di Montallegro ad un altro parcheggio privato a pagamento, in uno dei terreni dei proprietari indagati per non essere proprietari. Insomma, indagati come Manzone per occupazione abusiva di demanio pubblico, almeno secondo quanto dichiarato dal comandante della Polizia Municipale di Montallegro che ha condotto le indagini. In un caso dunque prevale una verità, nell'altro l'opposto. I fratelli Manzone, nel documento inviato in procura, concludono con l'articolo 3 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, o almeno così recita l'articolo.